Creare una sinergia tra Friuli e Veneto per promuovere le spiagge del nord dell'Adriatico sotto un unico marchio è quello che vorrebbero riuscire a fare Federalberghi FVG e Confturismo Veneto. Oggi si è svolto infatti il primo incontro tra i due presidenti per iniziare a discutere di come e da dove partire. Vogliamo vedere il dove e il come si possono fare sinergie fra la più grossa macchina da guerra turistica italiana, che è il Veneto, e il Friuli, che è una regione che ha una dignità straordinaria sotto il profilo turistico, ha solo una macchina turistica meno complessa, meno pesante di quella veneta. Insomma, unire due macchine molto diverse per ottenere un risultato che sia positivo per tutti e che valorizzi al meglio le bellezze di un litorale lunghissimo. Un conto è parlare solo della costa Friuli Venezia Giulia, un conto è parlare della costa Friuli Venezia Giulia insieme al Veneto, per cui una costa che parte da Trieste e arriva fino a Venezia, a 150 km, significa andare in Europa e nel mondo con un altro spirito e anche con altre possibilità. Più grandi siamo in questo momento, ha spiegato Schneider, e più forti siamo nei confronti dei mercati stranieri. Per questo motivo potrebbe prendere vita presto una realtà unica di promozione. Dovremmo cercare un logo, dovremmo cercare qualcosa per identificare bene la zona, però in effetti questo è uno sforzo comune proprio per cercare di portare la costa adriatica del nord in giro per il mondo e avere delle altre possibilità rispetto adesso. Un passo che potrebbe essere davvero importante per rilanciare soprattutto le spiagge friulane, che negli ultimi anni hanno vissuto un calo anche importante di presenze. L'attenzione sarebbe quindi rivolta maggiormente ai turisti più lontani, puntando comunque anche su quelli tedeschi e austriaci del nord Europa e sui nuovi ospiti russi, con la speranza che la crisi in Crimea non porti risvolti negativi anche in questo senso.